Andrea Mura, il vincitore della traversata transatlantica in solitario, la Route du Rhum, da Saint-Malo in Francia e in Guadalupe, e a Sassari oggi per prendere l'ultimo di molti premi che gli sono stati dati. Andrea, che cosa ci puoi raccontare di questa traversata? Il contatto con gli elementi, sono tantissime cose, è difficile sintetizzarle in poche parole, però sicuramente il contatto con gli elementi, una navigazione che ti apre la mente tantissimo perché si parla poco, si pensa molto, pensi dopo un po' di giorni che navighi da solo, ti passano per la testa tutte le cose più belle della vita, ma anche quelle di routine, diciamo, anche quelle a volte meno simpatiche, quelle cose che facciamo comuni tutti i giorni. E le desideri perché ti mancano fortemente, e questo ti fa capire quanto sia importante il dono della vita, una cosa che ho già detto ma non mi stancherò mai di dire perché è una delle cose più importanti che questa navigazione mi ha insegnato, è quella in più di non mollare mai, di tenere sempre duro fino alla fine, e di resistere alla fatica del sonno, perché il sonno è il nemico numero uno. E questa navigazione mi ha insegnato a dormire anche a spizzichi e bocconi e riuscire a dormire anche male, ma comunque riposare e recuperare, cosa che invece prima era più difficile, cioè dovevo fare una notte di sonno, se no dormire a pezzi, anzi quando inizi a dormire, ad addormentarti, devi svegliarti, sei più stanco di prima. E invece questo mi ha stravolto, se vogliamo, da questo punto di vista il metabolismo. Ed è bello, una cosa affascinante, ma sono tantissime le cose affascinanti di una navigazione, e al di là della navigazione vera e propria anche tutta la preparazione è affascinante, la gente che ti segue, che ti sta dietro, che ti sostiene, non solo, ma anche non solo con l'aiuto vero e proprio, oggettivo, ma anche col cuore. Questa è la cosa più bella di un gruppo come quello di Vento di Sardegna, composto da 25 persone. Parliamo di Vento di Sardegna. Tu hai portato la nostra isola del sole e del vento in tutto il mondo, sei stato aiutato da un team eccezionale, hai portato la grafica delle vele, mi ha colpito moltissimo, un'isola stilizzata, vero? Sì, questo voleva essere, lo scafo e le vele volevano creare, diciamo tra virgolette, una specie di dipinto che potesse in qualche modo impressionare il più possibile e comunque portare il vessillo dei quattro mori, l'immagine della Sardegna, fuori dalla Sardegna, ma questo per un mio desiderio personale iniziato parecchi anni fa. Perché invece di mettere il logo, voglio dire, di una comune azienda, che comunque può esserci sulle vele, però ci tenevo che ci fosse questa impronta, perché la Sardegna è la terra che amo, che penso come tutti i sardi amano, e avevo questo desiderio di andare ben figurare in campo internazionale, in casa francese, dove ci sono team con budget stellari e che hanno delle grafiche spesso non così entusiasmanti, barche bellissime, sicuramente tirate a lucido con dei team professionisti, dei veri Formula 1, però noi siamo andati là, come dire, un po' più poverelli, ma con tante cose in più, con tante immagini in più, e questo è stato avvertito perché da subito la barca è stata denominata, i più che la vedevano, la frase più comune era superbe. Questo è quello che la gente diceva quando vedevano l'imbarcazione, poi era anche abbastanza vecchia, non era, un po' datata, non era l'ultimo modello, però la grafica impressionava molto. È stata realizzata, ci tengo a dirlo questo, a Cagliari da Barbara Pani, che è una talentuosa grafica pubblicitaria, alla quale mi ero rivolto per cercare di esaltare al massimo il vessillo, diciamo, dei quattro mori, e lei è riuscita in qualche modo a ripresentarlo, un logo che ormai è, potremmo dire, anche quasi un po' inflazionato, molto usato, però in un modo nuovo che è piaciuto a tutti, non solo nello scafo ma anche nelle vele. A questo aggiungiamo, quando sei arrivato a Guadalupe, l'accoglienza è stata eccezionale. Prima di tutto sei stato il primo non francese a vincere la Route du Rhum. Ti hanno chiamato le sarde. I bambini di Guadalupe so che ti hanno festeggiato moltissimo, vero? Sì, ho avuto sempre questo
questo rapporto molto forte anche con le scuole di Saint-Malo, i bambini in genere si sono affezionati alla barca, alla mia persona, tifavano Vento di Sardegna. Infatti fra me e me, come dicevamo prima, ho detto non ditelo troppo forte perché sennò qua fanno chiudere la scuola, perché una scuola francese che tifa un velista italiano è una cosa un po' non così comune, però è stato un rapporto molto molto bello e l'accoglienza è stata strepitosa perché hanno riconosciuto il valore dell'impresa compiuta. Quello che è arrivato secondo era già la sua quarta edizione, quindi sono 16 anni che ci tenta, visto che si svolgono i 4 anni, e tutte le volte è arrivato, se l'è giocata fra il secondo e il terzo. Per me era anche la prima traversata in solitario, quindi era una novità. Era veramente un'avventura che andava oltre l'avventura, come dico io, oltre l'avventura c'è l'ignoto, oltre l'ignoto c'è la paura e di quella ce n'è stata tanta, perché sai che comunque sei solo e qualsiasi cosa succeda puoi contare solo su te stesso e non sai come reagirà la tua testa e il tuo fisico anche dopo una sola settimana che sei comunque in mare affaticato, ma devo dire che è andato tutto bene. Ora so che stai preparando una nuova impresa. E mi piacerebbe partecipare al prossimo Giro del Mondo in solitario che parte da Les Sables d'Olonne in Bretagna, arriva a Les Sables d'Olonne in Bretagna dopo 90 giorni di navigazione, senza scalo, senza assistenza, in solitario, perché poi molti chiedono ma dove ti fermi? No, non ci si ferma proprio, è non stop, 3 mesi non stop in cui non vedi anima viva e puoi soltanto parlare al telefono e tutti vedono quello che fai perché è possibile inviare via satellite i video. Questo è fondamentale per far sapere insomma, al mondo quello che succede ed è un evento che si svolge ogni 4 anni, è l'Everest della vela, l'evento più duro che c'è, perché puoi immaginare fare una regata da solo su un'imbarcazione di 18 metri per 3 mesi intorno al mondo, quindi circumnavigando l'Antartide, per cui attraversi 2 volte l'equatore, è una regata molto molto dura di resistenza, oserei dire per noi sardi. E un'altra cosa importante è che ha anche dal punto di vista mediatico un ritorno pazzesco, è l'evento degli eventi, è seguito da circa 1,5 miliardi di persone, pensa che alla regata virtuale, quindi ti puoi iscrivere con la tua barchettina nel sito della gara, si iscrivono circa 150 milioni di persone, c'è anche un piccolo montepremi, perché queste persone fanno la regata insieme a te, la soffrono con te, loro con la loro barchetta virtuale, tu sei là in mezzo al mare, ha dei numeri quindi mediatici enormi, veramente enormi. Porterai di nuovo la Sardegna in giro per il mondo. Se ci arrivo, l'obiettivo è quello, lì veramente mi piacerebbe e anzi dico con orgoglio che riuscendo a chiudere questo progetto non si è parlato del mangiare, della parte alimentare che è una parte molto importante perché non c'è tempo per cucinare, si mangiano gli liofilizzati, cioè cibi disidratati né più né meno, quindi non polverine, cioè cibi veri e propri, semplicemente si ributta un po' d'acqua calda e questi ritornano allo stato originale, però piuttosto che mangiare una carbonara fatta in Germania preferirei mangiare una carbonara di mare come la chiama Luigi Pomata, il famoso chef Carlo Fortino che ho coinvolto, lui è entusiasta, mi dovrebbe preparare questi 1000 pasti che sarebbe la prima volta tra l'altro che si farebbero in Italia e quindi io mangerei sicuramente bene e poi anche lui avrebbe un grande ritorno mediatico e quindi per cercare di esaltare la Sardegna nel suo massimo, cioè oltre che col vessillo, la sua grafica, ma anche dal punto di vista agroalimentare con prodotti sardi che verrebbero per la prima volta liofilizzati. E quindi diciamo tutti i primati di eccellenza, il primo italiano che partecipa a questa gara, il primo diciamo anche italiano perché non ha mai partecipato nessuno, quindi un primato questo, Luigi Pomata che preparerebbe questi pasti. E poi la realizzazione anche di un video epico, diciamo così, fatto da Mario Giua Marassi che ha vinto il premio come miglior video istituzionale italiano, che è realizzato per la provincia di Cagliari, molto molto bello. Io quando l'ho visto ho detto sembra uno scorcio del Signore degli Anelli, cioè fatto su quello stile, quindi mai avrei detto che potesse essere fatto in Sardegna, invece l'ha realizzato questo ragazzo, giovane ragazzo di Cagliari, al quale mi sono rivolto e quindi potremmo realizzare anche lì un video, per cui esaltare al massimo. Mi piacerebbe portare alla partenza i Mamutones e fare una danza tribale stile All Black pre-partenza, cioè faremo dei numeri e veramente faremo parlare a tutto il mondo. Questo mi brillano già gli occhi a pensarci perché al di là della gara che è una competizione vera e propria, il fatto di esaltare al massimo i valori di questa terra è la cosa che mi affascina di più.